È stata una sfida, nel senso che, come avevo accennato nell'introduzione, nelle cose, comunque alle cose bisogna credere. Allora, quando mi è stata proposta la possibilità di come dire, collaborare nella realizzazione di questo docufilm, ho capito subito che era una di quelle cose che si devono fare. Perché? Perché parlava di Veneto, perché parlava delle nostre radici, parlava del nostro popolo, cosa che oramai si fa sempre meno, ed è anche qui che risiede l'importanza di questo docufilm. Deve essere trasmesso alle scuole, i ragazzi devono sapere da dove vengono per sapere dove devono andare, quindi un grande apporto a tutto il mondo della cultura, soprattutto anche, devo dire, un grande orgoglio perché i rappresentanti, gli attori di Acheron Film sono partiti proprio da terra, dal nulla. E questo che cosa ci vuole raccontare? Ci vuole raccontare che quando si crede nelle cose, anche le piccole realtà possono e devono essere considerate dal mondo della cultura. Noi siamo orgogliosi di aver dato un contributo per questa opera, perché oltre a parlare dei veneti porta l'accento sul nostro territorio, sulla nostra cultura e crea la giusta sensibilità in vista della proiezione futura rispetto ai giovani, rispetto alla divulgazione e rispetto al grande tema della cultura. Quindi ospitalità, cultura, i prodotti del territorio, l'attenzione per l'ambiente in una ottica rivisitata che per noi è fondamentale. È una produzione indipendente, Acheron Film, con la sua opera prima I Veneti Antichi cavalcando il mito, intesa come opera prima completamente autoprodotta, fatta con gli sforzi della produzione, lavoro della squadra e il supporto di enti, istituzioni e aziende private che hanno collaborato attivamente o in servizio a sostenere fino alla fine il nostro lavoro. E posso citarne alcuni. Per cui, come amministrazioni, il Consiglio regionale del Veneto, con il suo patrocinio e la disponibilità a metterci in contatto con realtà e istituzioni del territorio. Il Comune di Cavallino Treporti, il Parco Turistico di Cavallino Treporti e altri comuni del Veneto come il Comune di Frattapolesine, il Comune di Montegalda, Provincia di Rovigo, Provincia di Vicenza, enti promozionali del territorio come il Parco Colli Euganei, Parco Petrarca e dei Colli Euganei. Come vedete, enti e istituzioni che si sono consorziate, indipendenti naturalmente, ma a una visione progettuale legata per la prima volta a un primo lavoro che parla dei primi veneti dal primo millennio alla romanizzazione. Il nostro docufilm si concentra in realtà in un braccio di secoli che va dal V al III secolo e poi arriviamo fino al capitolo dell'unione con Roma. È una storia che mi coglie particolarmente all'interno, il cuore, perché è una storia che racconta per la prima volta, raccontando soprattutto il mito come è nel titolo, non semplicemente, come ho detto prima, magari per coloro che vogliono ascoltare poi l'intervista più ampia, non semplicemente lo scheletro, ma la carne, il sangue di coloro che l'hanno portata. Ed è la prima volta, credo, che viene narrata questa storia in questo sistema, partendo dal mito e quindi da ciò che un popolo interpreta di se stesso e portandolo avanti attraverso delle evidenze archeologiche. Quindi abbiamo messo insieme le due cose, e la carne e il sangue, ma anche lo scheletro, in modo da non farci mancare assolutamente nulla. E questo mi ha particolarmente emozionato perché sui Veneti tantissimi autori antichi ne parlano e parlano delle storie magnifiche, enormi, ed è curioso che nessun film fino adesso, forse anche una fortuna perché l'abbiamo fatto noi, sia stato proposto, e noi siamo i primi a raccontarlo in questa maniera, quindi mi sento particolarmente orgoglioso di questo fatto.